Non togliete e non fatevi togliere il malocchio con acqua ed olio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un argomento che credo possa interessare e riguardare molte persone, cioè persone che come sappiamo, soprattutto nei vari paesi di campagna, fanno delle pratiche o si rivolgono a delle persone per una pratica molto nota e molto conosciuta, cioè quello di farsi togliere il malocchio mettendo dell'acqua in un piatto e aggiungendovi delle gocce di olio, e a cui poi seguono tutta una serie di segni di croce sulla fronte, e c'è tutta una serie di formule, insomma, pronunciate da questa persona, dalla persona insomma che vuole, che si cimenta insomma in questa pratica. E, per quanto riguarda questa pratica, che a molti può sembrare innocente, innocua, anzi benefica, perché allontanerebbe, secondo le credenze, diciamo così, che vigenti, no, nelle campagne, allontanerebbe le forze del male, in realtà gli esorcisti dicono tutt'altro, cioè che questa pratica serve a fare in modo che le forze del male si diventino più forti, e anzi, se uno non ce l'ha, nessun maleficio, eccetera, eccetera, questa pratica contribuirebbe a far attaccare questa persona a cui viene fatta dalle forze del male. Infatti, ecco, ascoltiamo che cosa dicono a riguardo delle persone molto autorevoli, che sono l'esorcista Don Pasqualino Fusco, il quale dice: molte persone, specie nei piccoli paesi di campagna, dicono di togliere il malocchio ed usano mettere in un piatto d'acqua gocce di olio o chicchi di grano, cose simili. Anche se sono in buona fede e se sono brave persone, devono smettere immediatamente di fare cose simili, perché questo è un rito magico ed i riti magici portano poi nelle mani del demonio. Anche se queste persone dicono preghiere o fanno segni di croce, non sanno quello che fanno. La Bibbia è chiara: popolo mio, non si trovi in mezzo a te chi esercita la divinazione, il sortileggio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose suscita la collera del Signore. E padre Amort dal canto suo rincarava la dose dicendo: stiamo molto attenti a quelle persone di campagna che dicono di togliere il malocchio. Anche se qualche volta agiscono in buona fede, non sanno che stanno compiendo un rito magico, e compiere i riti magici significa onorare il demonio. È chiaro che ciò è molto pericoloso per le conseguenze che ne derivano. Una delle conseguenze è che praticamente la persona si può ritrovare posseduta dalle forze del male. Il padre Amort spiega che a volte questo accade non solo perché uno riceve questa pratica pericolosissima di farsi togliere il malocchio con l'acqua e l'olio, ma anche perché riceve un maleficio. E maleficio, dice padre Amort, è fare del male per mezzo del demonio. Il maleficio può essere fatto in tanti modi diversi, quindi con la maledizione, quindi stiamo attenti quando malediamo qualcuno, perché poi la maledizione ricade addosso anche a chi la lancia, non soltanto alla persona a cui è lanciata. Quindi il malocchio, la maledizione, il malocchio, la fattura, la legatura, il voodoo, la macumba sono tutte forme diverse di malefici. I malefici sono di gran lunga la causa più frequente delle possessioni e dei mali procurati dal demonio, non meno del 90%. Il maleficio a morte esiste, il loro effetto non è assicurato,
però ci sono persone che tentano di lanciare questo tipo di malefici ed è un maleficio molto grave, però un maleficio non può mai essere mortale perché la vita è nelle mani di Dio. Considerato tutto questo, è necessaria una vita piena di grazia, una buona confessione sacramentale, il digiuno e la preghiera continua. Se si vive una vita secondo i precetti di Dio, cioè ci si accosta spesso a tutti i sacramenti e si è in uno stato di grazia, allora non c'è bisogno di temere i malefici, perché la grazia di Dio è molto più grande di qualsiasi opera del maligno. Ma adesso vediamo un po' che cosa dice Padre Amort riguardo appunto ai pericoli poi di essere dominati, posseduti dal maligno e proprio a causa del fatto di ricorrere a queste pratiche come farsi togliere il malocchio col piatto con l'acqua ed olio, perché poi quando in questo modo ci si attira il maligno al posto di cacciarlo e ci si deve sottoporre a un esorcismo, le cose si complicano perché, come scrive Padre Amort, l'esorcismo provoca dolore, non è un gioco, è una fatica, una sofferenza. Anche le frasi più disperate hanno in sé il tentativo di scoraggiare. Infatti, il demonio che possiede la persona continua a ripetere di essere sconfitto, ma poi non esce mai. L'esorcista può scoraggiarsi perché questa fase finale può durare anche mesi, per non dire anni. Gli spiriti, si badi bene, che non sono legati alla materia, al peso, alla distanza, al tempo. Essi non si stancano e non hanno bisogno di riposare, non hanno bisogno di nutrirsi né di dissetarsi, non si ammalano, hanno personalità autentiche dotate di intelligenza, di sentimenti e di volontà, possiedono capacità così estese e inconcepibili per l'uomo, possono penetrare nei corpi materiali, possono trasportare corpi pesanti, tenerli sospesi e farli entrare in collisione, possono creare suoni, luci, immagini e visioni, possono manipolare la mente umana e produrre stati alterati, possono affascinare la fantasia con seduzioni e attrazioni, possono produrre immagini sessuali, possono motivare la volontà verso il male, possono provocare malattie, sono fonte di tentazione e tormento per l'uomo, sono moralmente pervertiti e malvagi, nemici di ogni bontà, agiscono per mezzo della menzogna, sono organizzati in gerarchie di potenza e autorità diversificate, possono avere autorità su luoghi e nazioni. Ma adesso vediamo i rimedi, no? Quando purtroppo, come si dice, la frittata è fatta, no? E una persona si è fatta togliere il malocchio con acqua e olio e quindi è diventato preda delle forze del male. Che cosa si può fare? Innanzitutto bisogna confessarsi, dice il consiglio appunto dell'esorcista è quello di confessarsi. Quindi un rito magico mai confessato, fosse fatto anche solo per gioco o da ragazzi, fa diventare preda delle forze del male, per cui bisogna confessarsi. Poi ci può far diventare preda delle forze del male qualche peccato grave non ancora confessato o che non si vuole confessare, oppure di cui uno non si vuole pentire e non vuole chiedere perdono a Dio. Possiamo diventare preda delle forze del male a causa di qualche patto con Satana o a causa di qualche altra forma di legame col demonio, patto che viene fatto per avere qualcosa da lui e che si nasconde ai genitori o al coniuge o anche al sacerdote esorcista per non far scoprire la cosa. Ad esempio, un'altra cosa che rende schiavi e posseduti dal demonio è la pratica dell'aborto. La preghiera che non sopportano i demoni, che disturbano le donne che hanno fatto l'aborto, è l'atto di dolore recitato 10 volte consecutive in ginocchio e si consiglia di fare questa preghiera
più volte al giorno, quindi inginocchiarsi e dire 10 atti di dolore. Anche davanti al Santissimo Sacramento, mentre viene pronunciata la formula di consacrazione, ci si può benissimo mettere in ginocchio, anzi ci si deve mettere in ginocchio davanti al Santissimo e in silenzio, senza farsi sentire, insomma, recitare 10 Padre, no, 10 atto di dolore, per cercare di espiare questo peccato gravissimo dell'aborto. Anche con il telefono è possibile scaricare sulla vittima designata delle ondate malefiche. Ci si difende benissimo da questa trappola, dato che si deve recitare la preghiera a San Michele quando squilla il telefono e prima di dire pronto e di rispondere. San Michele Arcangelo, difendici dal maligno, eccetera, eccetera. E si deve chiudere subito se nessuno risponde o se si sentono sospiri, risate strane e sguaiati o cose simili. In casi particolarmente gravi può capitare che il demonio blocchi la bocca di una persona per impedirle di ricevere la Santa Comunione. In tal caso, prima di ricevere la Santissima Eucaristia, si beve qualche sorso di acqua santa. E in particolare si raccomanda di tenere sempre una boccetta di acqua santa a portata di mano o nella borsetta, recitando qualche preghiera e tutto si sistemerà. Bisogna inoltre partecipare con fervore alla Santa Messa, non stare in chiesa solo a scaldare il banco. La Santa Eucaristia la si deve ricevere con adeguata preparazione e con apposite preghiere. Poi, dopo aver ricevuto la Santissima Comunione, si deve fare il dovuto ringraziamento in ginocchio al Figlio di Dio che è venuto in noi e bisogna pregarlo intensamente e chiedergli di liberarci dalle presenze demoniache, perché il Signore è a cuore in noi. Invece molte persone dimostrano una grande freddezza quando dopo aver fatto la Santissima Comunione vanno a posto e stanno seduti senza adorare e ringraziare colui che l'universo non può contenere e che allora è presente, vivo e vero in loro. Nessuna meraviglia perciò se queste persone non ottengono la liberazione. Si deve pregare sempre in ginocchio, lo stare in piedi, specie in chiesa davanti a Gesù sacramentato durante la recita del rosario, è una grave mancanza di rispetto e di umiltà verso il Signore. Inoltre bisogna pregare col cuore, infatti molte persone non ottengono la liberazione dai disturbi diabolici perché pregano solo con le labbra, ma hanno il cuore lontano da Dio e dalla sua Santa Madre. Non fatevi mettere le mani sulla testa o toccare da nessuno per nessun motivo, ma solo dal sacerdote che, come tutti sanno, ha le mani consacrate. Ci sono molte persone, perché presunte guaritrici, che fanno credere di essere anime sante, impongono le mani e rovinano tante persone. Il demonio stesso in un esorcismo è stato costretto a dire che tutte queste persone in buona fede e non, che toccano gli altri, non fanno altro che fare il suo gioco e scaricare addosso agli altri presenze diaboliche che si rivelano poi anche a distanza di anni. Satana ha detto: io ho paura solo delle mani consacrate dei sacerdoti. Bisogna però per cui stare attenti perché certi errori e leggerezze si pagano a caro prezzo. La pratica di farsi togliere il malocchio tiene l'effetto contrario e attira il maligno. Bisogna stare attenti a non farsi incidere nulla sulla pelle, neanche farsi disegni sulla pelle e incidere sulla pelle facendo disegni sulla pelle, quindi bisogna stare molto attenti. È necessario pregare molto, pregare bene, pregare sempre. Molte persone dicono: tanto lavoro, non ho tempo di fare tutte queste cose, le preghiere, di andare ogni giorno a messa. La Madonna ha detto: cari figli, non si vive solo di lavoro, si vive anche e soprattutto di preghiera.
E figlio mio, ha proseguito la Madonna, quando tu dici vado a messa, quando ho tempo, prego quando ho tempo, è come se tu dicessi a Dio, Signore, tu per me non vali niente. Dopo tali parole, come si fa a meravigliarsi se la liberazione tanto chiesta non arriva? Chi ha fatto sedute spiritiche o altre gravi pratiche di magia nera chieda sempre nella preghiera continuamente perdono a Dio. Quante persone non ottengono la liberazione anche con continui esorcismi perché si sono confessati di queste cose con molta leggerezza e forse senza un vero e sentito pentimento. Quindi, se la liberazione, non arriva, non dobbiamo lamentarci, perché se non c'è pentimento non ci può essere liberazione. Le donne siano sempre decenti nel vestire, molte sono ricadute nella possessione diabolica o non riescono a ottenere la liberazione, dato che continuano a dare scandalo, e anche molti uomini, non solo le donne, nel modo di vestire, sono scandalosi. Molte persone, specie nei piccoli paesi di campagna, quindi dicono di togliere il malocchio ed usano mettere in un piatto acqua e gocce di olio, anche chicchi di grano. Non bisogna assolutamente farsi fare cose simili. Le persone che sono impossibilitate ad andare da un esorcista possono creare gruppi di preghiera nella propria parrocchia o nella propria famiglia e fare preghiere di liberazione con amici e familiari. Il Signore e la Madonna faranno il resto. Ogni giorno bisogna inoltre istruirsi nella religione cattolica. Infatti molte persone vengono prese di nuovo dal maligno dopo essere state liberate da sacerdote esorcista a causa della loro ignoranza religiosa. La Sacra Scrittura non a caso ci dice: lampada ai miei passi e la tua parola, o Signore, luce al mio cammino. Bisogna confessarsi spesso e confessarsi bene. Il maligno ha il terrore della confessione perché, se è ben fatta, gli strappa dalle mani le anime e le rimette in quelle di Dio. Perciò non esiste nessun esorcismo più potente della confessione ben fatta. Infatti, quando al maligno è stato imposto di dire che cos'è la confessione, egli ha dato una risposta sbalorditiva. Ha detto il maligno: la confessione è il sangue di Cristo che lava le anime. Ma che uso fanno i cristiani di questo straordinario sacramento? Bisogna inoltre partecipare alle ore di adorazione eucaristica. Anche in chiesa bisogna adorare Gesù vivo e vero nell'ostia santa, e soprattutto quando è solo. È Lui, solo Gesù, il nostro liberatore e non l'esorcista. Il maligno non può niente contro le anime eucaristiche e devote di Maria, la sua grande ed eterna nemica. Questi sono i consigli di Don Pasqualino Fusco, sacerdote ed esorcista.